soggetti che abbiamo accertato in questa indagine, e cioè un dipendente, un ex dipendente ormai in quiescenza del Comune di Catania, che pur sapendo che questi centri di accoglienza gestiti dai soggetti che sono stati raggiunti da misure cautelari non possedevano i requisiti per accogliere minori stranieri, tuttavia dietro corresponsione di somme di denaro, il cui esatto ammontare non abbiamo accertato, ma sappiamo che è avvenuto per diversi anni e ogni volta che venivano collocati minori, avviava a questi centri di accoglienza, facenti tutti capo alla cooperativa Speranza, i minori stranieri, che poi venivano maltrattati, non percepivano gli alimenti a cui avevano diritto, non venivano avviati all'istruzione così come era imposto dalla legge. Cosa succederà a questo dipendente del Comune di Catania? Ovviamente è un soggetto del procedimento penale e quindi andrà incontro alle pene che sono previste qualora il giudice dovesse accertare la effettiva esistenza di prove a suo carico per il reato di corruzione.